Buongiorno a tutte e tutti. Innanzitutto voglio ringraziare tutte le attiviste e gli attivisti e i militanti che sono arrivati oggi qui da tutta la Sardegna per partecipare a questa assemblea. E grazie anche a Renato Soru di essere qui. Oggi in questa sala è una platea molto rappresentativa della società sarda. Sono presenti rappresentanti di diversi settori produttivi, del mondo dell'arte, della musica, delle campagne. Ci sono anche diversi esponenti del movimento Pastori Sardi, col quali da sempre abbiamo condiviso battaglie e manifestazioni. E ci sono anche molti giovani che stanno tornando finalmente a frequentare il dibattito politico. Qualcuno si chiederà come mai gli indipendentisti stiano sostenendo la candidatura di Renato Soru a candidato presidente della Sardegna. Abbiamo preso questa decisione dopo aver osservato il percorso di Soru, quello che lo ha portato finalmente a riprendersi il progetto Sardegna per dare vita a una coalizione progressista sarda alternativa a quelle italiane. E questo è un gesto che comunica la dignità di riprendersi ciò che aveva creato per ritornare a lavorare e a fare politica in quello che per noi è il campo nazionale sardo. Questo per noi è stato un passaggio dirimente, perché pone l'accento su ciò che noi indipendentisti abbiamo sostenuto da anni con le nostre lotte, e cioè il progressismo basato sulla dimensione sarda. Il progressismo, ovvero l'organizzazione della società sotto l'aspetto dei suoi diritti, che siano civili, del lavoro, della mobilità, della storia, della dignità, della salute. Diritti che per la maggior parte il popolo sardo vede da sempre negati, grazie alla complicità di classi dirigenti che si alternano col solo fine di mantenere lo status quo. Penso che oggi stiamo entrando in una nuova fase storica dove è sempre più evidente, sempre più lampante la distanza fisica e politica che c'è tra la Sardegna e Roma, tra le esigenze della Sardegna che sono in antitesi con le logiche di spartizione di potere romane. E penso che il momento che stiamo attraversando ci obblighi a fare un'analisi profonda su come vogliamo intervenire sul presente e come ci immaginiamo il futuro di quest'isola. E per fare questo non è sufficiente raccontare che dobbiamo battere le destre o parlare di noi in astratto, perché se il noi si riferisce a quella cricca che negli anni di alternanza tra destra e sinistra italiana ha portato la Sardegna in questa situazione di sudditanza mai vista, quel noi non ci interessa. Per questo è importante fare chiarezza e più che il momento del noi penso che sia il momento di fare delle scelte concrete. L'indipendentismo di Hirsi in 20 anni ha condizionato sicuramente tutta la società sarda e la classe politica, tant'è vero che oggi si parla di Sardegna e di sardità con una naturalezza che fino a poco tempo fa era impensabile. E anche il concetto di indipendenza ormai fa parte del dibattito politico, non scandalizza più nessuno come prima. Spesso sentiamo anche esponenti politici che nei loro discorsi affermano di appartenere al popolo sardo, no? Come se fosse una loro scelta. Ma come dice Gianchitta Lamoni, che è il leader indipendentista a Corso ed ex presidente dell'Assemblea di Corsica, essere un popolo non è una scelta, non è un progetto politico, è una realtà. Il popolo esiste indipendentemente dalle nostre affermazioni. Cioè noi siamo nati qui, apparteniamo a questo popolo e nessuno può avere il monopolio sul concetto di popolo sardo, come nessuno può avere il monopolio sull'amore per la Sardegna. Cioè, ma se noi ci ripetiamo all'infinito che siamo un popolo, che amiamo la Sardegna, le tradizioni, i dolci, facciamo passi avanti? Io penso di no. Perché per questo dico che bisogna fare delle scelte. Essere di destra o di sinistra, per esempio, è una scelta. Essere indipendentista o autonomista, difendere l'interesse nazionale sardo o difendere l'interesse nazionale italiano, sono scelte. Condividere l'amore per la Sardegna non vuol dire essere per forza tutti uguali. Per questo è importante chiarire cosa vogliamo fare e soprattutto con chi lo vogliamo fare, con quale visione e con quale obiettivo. C'è per esempio chi si accontenta di crogiolarsi nel sardismo come sentimento a cui vuole aggrapparsi o affogarsi nel momento dell'emozione, e c'è chi si vuole impegnare affinché quell'emozione non resti un sentimento fine a se stesso,
ma sia il senso profondo dell'organizzazione progressista della società sarda, degli usi, dei costumi, dei diritti del popolo sardo, delle sue esigenze e delle sue peculiarità. Questa è una scelta politica. E noi indipendentisti che delle visioni lucidamente visionarie abbiamo fatto la nostra storia politica, sappiamo bene quale sia la differenza tra il cieco orgoglio sardista o peggio sardoleghista che contempla solo se stesso e che soltanto di questa retorica si nutre e l'indipendentismo progressista che mira alla dignità e alla verità di una intera società nazionale. Perché la Sardegna ha già un popolo con usi, costumi, lingua e territorio e per questo è già serenamente una nazione. Noi abbiamo il dovere e l'ambizione di rimuovere il velo del senso di inferiorità con cui questo popolo è stato nascosto a se stesso e riorganizzare il senso dell'esistenza della Sardegna nel Mediterraneo e nell'Europa contemporanea, con la dignità della sua identità, della sua verità millenaria. E lo dobbiamo fare per i sardi vivi oggi. Noi non vogliamo partecipare ad una gara che amministra meglio la sudditanza, noi vogliamo proporre un esercizio di libertà, vogliamo lanciare una sfida che è quella di intendere come il nostro paese la Sardegna e agire in questo senso. E in questo senso sviluppare la nostra economia e la nostra esistenza, sviluppare un paese dove le pale eoliche e i pannelli solari installati lontano da dinamiche speculative ci possono rendere indipendenti a livello energetico, mentre ora stanno arricchendo gli speculatori. Un paese in cui a scuola possiamo studiare la nostra storia e la nostra lingua, mentre ora non possiamo farlo. Un paese che investe sulle produzioni locali per soddisfare il proprio mercato interno. Creare un'isola di pace, libera da servitù militari. Un paese che sappia curare e difendere il proprio interesse nazionale. Un paese che abbia il diritto di eleggere i suoi 6 europarlamentari, come Malta e Cipro, e che costituisca una propria soggettività internazionale. O vogliamo far mediare i nostri rapporti dall'Italia in eterno? Per questo dobbiamo avere una visione chiara, precisa, lungimirante e aperta, e in questo secondo noi si articola la differenza tra la coalizione sarda e quelle italiane, come per esempio il patto romano stipulato tra PD e 5 Stelle, che è figlio sicuramente del potere più antisardo. Queste elezioni per noi sono una tappa importante verso questo obiettivo, un pezzo di strada che vogliamo fare insieme alla coalizione sarda, portando il nostro contributo e la nostra visione, con l'auspicio e la condizione che la coalizione sarda rimanga tale. E penso che insieme possiamo vincere queste elezioni e potremo trasformare finalmente il nostro bisogno di agire in potere di agire, come hanno fatto i catalani, i baschi, gli scozzesi e i corsi. Non possiamo tifare per loro e non fare niente per noi. Saremo gli ignavi della storia, non ce lo possiamo permettere. Ho chiuso. A conclusione. Questa è la nostra scelta. Ed è quella di lavorare da subito per ricostruire e sviluppare la società sarda, per arrivare, quando saremo pronti, a proclamare nel nostro paese la Repubblica Sarda indipendente all'interno di una comunità mediterranea e di un'Europa dei popoli. Grazie a tutti.